pensiero molto importante e necessario in questa Santa Messa. Ricordiamo prima di tutto la morte di Suor Rosanna, come l'hanno raccontata gli anziani del paese, ai quali si deve la più grande riconoscenza, e il libro ancora attuale è proprio quello che raccoglie le loro testimonianze, con una bella prefazione dell'Arcivescovo Battisti, il quale ha citato l'Antico Testamento. Interroga tuo padre e te lo dirà, interroga i tuoi anziani, te lo diranno. Qui sono stati interrogati gli anziani e così hanno raccontato la morte di Suor Rosanna. Dal paese 2 uomini sono andati 3 volte a trovarla. Una era certamente una persona di questo, era certamente il fratello, accompagnato da un suo amico. Sono andati a trovare Teresa nella casa di padre Luigi. La prima volta sono tornati contento. Teresa aveva detto: dite che qua mi trovo bene, in questo collegio di padre Luigi mi trovo bene. Quindi sono tornati a casa, hanno riferito questo. La seconda volta che sono andati l'hanno trovata al di là di una balconetta. Per me che sono lombardo, la balconetta è un piccolo poggiolo, un balcone. Quindi pensavo che Teresa fosse uscita su questo balcone e avesse salutato fratello e quest'altro uomo. Invece la balconetta è un'apertura che c'è sulla porta dell'infermeria. Quindi Teresa si trovava in infermeria. Quindi è venuta a parlare col fratello e con l'altro signore attraverso questa apertura che c'era in questa porta dell'infermeria. E questa porta era stata tolta 10 anni prima, quindi nel 1980. Se la lasciavano si poteva conservarla come testimonianza di questa visita. La terza volta, quando sono andati, Teresa era morta. Sono tornati a casa, hanno riferito a tutti gli abitanti di Porziosi il fatto e tutto il paese si è messo a piangere. Ecco, questo particolare è molto significativo. Tutti hanno pianto. Allora questa atmosfera che si è creata sta a dire quanto questa bambina qui nel suo paese era amata, era ricordata. Suor Anna Lucia, di fronte a questa testimonianza, l'ultima, si è molto addolorata, ha detto: ma quando una si ammalava, subito venivano avvisati i parenti. Come mai che non sono stati avvisati a venire a vedere Teresa morente? Probabilmente questa è la risposta. Teresa si è aggravata improvvisamente. E allora le persone che sono state mandate qui in paese ad avvisare i parenti sono arrivati in ritardo. Teresa ormai era in fin di vita e quando dal paese sono arrivati giù ormai era morta. Questa può essere una spiegazione. I cenni di padre Luigi, delle suore della provvidenza, ricordano gli ultimi giorni di Suor Rosanna, assistita da padre Luigi e dalle suore che seguivano l'infermeria, ed è morta assistita da questo grande santo e ha emesso la professione religiosa in articulo mortis, quindi è entrata in quel momento a pieno titolo nella congregazione. Morta, è stata esposta nella cappella e lì padre Luigi ha dato il permesso di mostrare a tutti la croce che aveva ricevuto dalla Madonna. Quella croce che per 14 anni doveva tenere coperta. Sul letto di morte, nella cappella, tutti gli orfanelli, che erano circa 200, e le suore presenti nella casa di Udine hanno potuto osservare questo segno dato dal cielo, e questo per il permesso di padre Luigi. Allora già qui emerge l'importanza che padre Luigi aveva dato a questa fanciulla, questa aspirante, poi novizia e adesso morta nella congregazione. Tutti hanno potuto osservare il segno della croce e conservare per sempre questo dolce e significativo ricordo.
Nella congregazione sono stati scritti poi altri documenti riguardanti Suor Osanna e contengono tante cose molto imprecise, non per colpa delle suore, perché la realtà della bambina la conosceva solo padre Luigi e madre Strazzolini. A tutte le suore non è stata fatta conoscere la vera realtà della bambina. Per le suore risultava una orfanella, mentre orfanella non era, perché i genitori moriranno dopo di lei. Qui a Porcius il papà e la mamma, ma era stato imposto il silenzio in base alla lettera del canonico Monsignor Nicolotti Ossi del 21 giugno del 1856. Lì si vede la frase: riguardo agli avvenimenti vorrei che non venissero raccontate alle suore. Ecco il ricordo delle persone anziane di Porcius e delle suore della provvidenza. Nei documenti della congregazione l'unica cosa giusta che vale per sempre è il grande ricordo che Teresa ha lasciato di una donazione totale a Dio e ai fratelli. Ha lasciato un esempio straordinario, un esempio gioioso, un esempio fedele di come si ama Dio. Dopo 50 anni tante cose non sono precise. E poi la verità le suore non l'hanno mai saputa. Hanno captato qualche frase scappata forse a Suor Osanna quando parlava. Allora, oggi, dopo questa Santa Messa, vorrei che si modificassero alcune nostre convinzioni di quello che abbiamo letto precedentemente riguardo Suor Osanna. Gli ultimi documenti ritrovati ci inducono a modificare quello che è stato scritto e quello che si è tramandato. Quindi d'ora in avanti dobbiamo entrare in questa nuova prospettiva e conoscere veramente la realtà, la sincerità di Teresa d'Us. E tutti i documenti trovati negli archivi, pensate, riguardano delle donne professoresse. La prima è stata la professoressa Rosanna Zoff, che nella sua tesi di laurea ha riportato alcuni articoli di Tarcisio Venuti che riguardavano una visita compiuta qui a Porcius. Il secondo documento è stato trovato dalla dottoranda professoressa Felli, la quale ha fatto una tesi di laurea sui paesi qua di questa zona riguardanti l'aspetto religioso, e ha parlato anche di questo evento, ma non so dire altro perché doveva metterci al corrente di altre cose e questo non è avvenuto. E gli ultimi documenti sono stati trovati dalla professoressa Luciana Scudellaro, dalla signora Lucia Tomada. Quindi questi documenti ci dicono che Suor Osanna, quando è stata portata nella congregazione, non era orfanella, è stata portata come se fosse un'orfanella, e orfanella non era, come se fosse una analfabeta non era, perché sapeva leggere e scrivere. E allora questo va recepito. Addirittura è stata trovata la maestra che ha insegnato a Teresa a leggere e a scrivere, e anche una lettera scritta da Suor Osanna. E questa lettera che è stata trovata l'ha scritta Monsignor Nicolotti Ossi, il quale nel Natale del 62 ha risposto a una lettera mandatagli da Teresa d'Us, dalla casa di Udine. Teresa ogni anno per Natale scriveva a Monsignor Nicolotti Ossi, che è quella canonico che ha preso l'iniziativa di portare via dal suo paese Teresa d'Us e di affidarla a padre Luigi. Teresa dal 60 al 64 ogni anno gli mandava gli auguri
e lo metteva al corrente di quello che faceva. E poi questo ci sta a dire che quel particolare che avveniva per tutte le orfanelli, che dopo 4 anni vissuti nella casa delle relitte, venivano messe presso qualche famiglia perché servissero. Questo per Teresa non è avvenuto. Teresa è sempre rimasta nella casa di padre Luigi. Non è uscita come le altre orfanelle dopo 4 anni verso qualche famiglia. Si è stata messa a Udine affinché venisse il silenzio. Se usciva dopo 4 anni, alcuni l'avrebbero saputo e sarebbero andati a trovarla. E dove andava a finire il silenzio? Il silenzio è stato imposto. Non possiamo analizzare la vicenda di Teresa con la nostra mentalità, lei che è vissuta nell'800. Possiamo presentare solo i fatti, ma con la nostra mentalità abbiamo tante cose da condannare, in cui nell'800, nel contesto religioso, la donna doveva pregare, soffrire, tacere, pregare, soffrire, lavorare e tacere. Questo era il programma. Dobbiamo guardare così com'era la vita, senza dare giudizi. Ma in questo contesto tante suore sono vissute bene e hanno fatto tanto del bene. E anche Teresa, come ha detto quando ha avuto la prima visita, dite a Porzus che io qui mi trovo bene, sono contenta, perché nella casa di padre Luigi c'è un clima di famiglia. Allora in questa lettera del 1862 che Teresa scrive a Monsignor Niccolò Tiossi, gli fa gli auguri, lo mette al corrente di quello che faceva e il Monsignore le risponde chiedendogli anche scusa perché l'anno prima non gli aveva risposto. Quindi almeno 2 volte Teresa ha scritto a questo Monsignore. La lettera del Monsignore di risposta è stata trovata. Non è stata trovata quella di Teresa. Può darsi che ci sia, perché ci sono ancora tanti scatoloni da analizzare. E se non si trova niente, vuol dire che si è voluto proprio questo totale silenzio. Ma tante cose sono venute fuori. Allora Teresa non era orfana, non era analfabeta. Questa maestra si chiamava Venturini Liccaro ed era cognata di un sacerdote che collaborava, Monsignor Venturini, con padre Luigi Scrosò. E quando Teresa da Porzus nell'autunno del 55 è stata portata a Cividale, e le persone anziane lo dicono, sono venuti e l'hanno portata via. Noi l'abbiamo seguita un po' e abbiamo visto che andavano verso Cividale e lì è rimasta 6 mesi nella casa del parroco. In questi 6 mesi questa maestra, Venturini Liccaro, le ha insegnato a leggere e a scrivere. E il 21 giugno del 56 da questa maestra è stata accompagnata nella casa di padre Luigi con la lettera accompagnatoria di Monsignor Niccolò Tiossi. E in casa di padre Luigi rimarrà per sempre. Nel 64 passa dalla casa alla congregazione e i registri delle suore segnano proprio il suo passaggio dalla casa delle derelite al collegio formativo per le suore. Forse noi pensiamo a Teresa come una ragazzina timida, paurosa, malaticcia. Era una ragazzina sveglia, esuberante, con tante belle qualità. E lo dice Monsignor Niccolò Tiossi, ha tante auree qualità e certamente riuscirà nella scuola che avrà presso la congregazione delle suore. Da un documento di padre Luigi veniamo a conoscere che il fondatore voleva prepararla per un'opera educativa, quindi come maestra doveva saper leggere e scrivere. Quindi non è avvenuto nessun miracolo per lei per quanto riguarda la lettura e il canto. Era una ragazza sveglia, gioiosa. Forse per questo
adulto sul piede un po', è stata un po' modificata. Teresa deve essere più calma, ecco, più silenziosa, così forse è stato imposto un po' questo, ma nulla di penalizzante. Era una ragazza che esplodeva perché aveva il cuore pieno della gioia di Dio. Pensate a una bambina che a 10 anni viene portata via dal suo contesto, dalla sua famiglia, dalle sue amiche e messa in un collegio. Oggi una cosa simile sarebbe un po' proibitiva, creerebbe un grande scandalo, ma a quel tempo era così. C'era anche nella Chiesa queste forme alle quali guardiamo senza dare nessun giudizio. Oggi la Chiesa viene condannata per altre cose, e giustamente. Allora, fratelli e sorelle, pensiamo in questo modo a Teresa d'Us, che oggi ricordiamo nella sua santa morte. Quando ha avuto la Madonna l'apparizione, lei non aveva detto ho visto la Madonna, Lei ha detto ho visto una bella signora, e nel suo diario Giovanni Grimaz mette questa espressione, e la gente che in base a quello che Teresa riferiva mi ha detto questo, mi ha detto quest'altro, ha detto ma solo la mamma di Gesù può dire queste cose. Allora la gente ha detto ha visto la Madonna, ma Teresa all'inizio non l'aveva detto, ho visto una bella signora, e ha descritto come era vestita, è quello che gli aveva detto. Pensate a Teresa in quel settembre del 55, quando c'era il colera, il parroco era a letto moribondo, ecco, tante persone erano, e lei girava, andava in giro per le case. Una bella signora mi ha detto che alla domenica dobbiamo andare a messa, che non si lavora di festa, che dobbiamo rispettare il nome di Dio, che dobbiamo fare un po' di penitenza il venerdì. Ma vi immaginate una ragazzina oggi che fa così nei nostri paesi, così scristianizzati? Immaginate, lei vuol dire che aveva coraggio. E gli anziani del paese hanno detto ma guarda questa ragazzina, in questo momento di dolore. Il parroco queste cose non gliele ha dette, perché era malato e nessuno andava, non potevano andare i bambini e non faceva la predica. Quindi no, ma chi ha detto queste cose a questa bambina? Una bella signora. E allora quando il 30 settembre la Madonna apparirà qui in chiesa per la terza volta, la bambina lo dice, stavano pregando il rosario, quella signora, non ha detto la Madonna, quella bella signora che ho visto nella dolina è qua vicino all'altare e mi chiama. Se ti chiama vai, se ti chiama va su, e fatti dare un segno affinché possiamo credere. La gente ha chiesto fatti dare un segno. Pensate, lei è andata e la Madonna ha obbedito alla popolazione di Porzos, ha dato alla bambina un segno, ecco il segno della croce. La bambina obbediente è uscita di chiesa, non tutta la gente, in quella zona si sono inginocchiati tutti per poter vedere la Madonna, ma non l'hanno vista. L'ha fatta vedere prima al papà e alla mamma, poi è ritornata in chiesa, sono ritornati tutti, hanno recitato un rosario di ringraziamento e dopo ha mostrato a tutti la crocetta. E qui ringraziamo tutte le persone anziane che erano piccoline quando hanno visto Teresa e giocavano con lei, le lavavano la crocetta nelle pozzanghere dell'acqua, più la lavavano più bella veniva. Ecco questa frase, più la lavavano più bella veniva. Ecco Teresa, i pochi mesi che è rimasta qui, esuberante e gioiosa, e faceva la predica, non aveva timore, non aveva paura. Immaginate voi questa ragazzina, quindi non era una santarellina lì, ecco, tutta devota, era una ragazza spigliata come tutte le altre, coraggiosa, sincera, con tanta fede. Verranno e la porteranno via. Ecco gli anziani del paese. Hanno detto, poi sono venuti e l'hanno portata via. Poi sono venuti e l'hanno portata via. Non hanno detto, sono venuti e l'hanno portata via perché era rimasta orfana. Questo gli anziani non l'hanno detto.
hanno detto solo la verità. Davanti alle testimonianze degli anziani raccolte 20 anni fa, tutti dobbiamo inchinarci. Io ricordo quando sua figlia li ha radunate tutti giù in cappellina, erano là tutte, e la Grimaz ha raccontato e tutti gli altri annuivano. Sì, è vero questo, è vero quest'altro. Poi qualcuno aggiungeva il suo particolare. Io mi inchino davanti a tutta la testimonianza che ho ricevuto da queste donne anziane di Porzus e anche dagli uomini, da Arbeno e da Beppa. Quante cose belle hanno detto, cose semplici, stringate, non si perdevano in frasi lunghe, cose concentrate, la verità concentrata affinché non venisse rovinata. Teresa ha ricevuto il segno della croce e ha avuto l'ordine di tenerlo nascosto. Oggi noi abbiamo paura a mostrare il crocifisso, ma c'è qualche in televisione, quando danno il telegiornale, qualcuno che ha il coraggio di portare la bella corona del rosario col crocifisso al collo. Ecco, in televisione si vede qualche cosa. Poi in televisione ci sono anche degli attacchi spaventosi verso il Signore, la Madonna e la Chiesa, ma questo è un altro fatto. Ecco, Teresa da qui verrà portata via, seguirà questo cammino della croce per 14 anni e resterà sempre fedele al suo Signore. E oggi, dopo questa fedeltà giovanile, pensate, piena di gioia, è entrata nella sua gloria, accompagnata da un grande santo della nostra regione. A Padre Luigi dobbiamo infinita riconoscenza, perché è un sacerdote che aveva la mente e il cuore in Dio, ma i piedi ben piantati in terra e anche le mani per far del bene alle orfanelle, alle persone che soffrivano. E così ha fatto Teresa, la mente e il cuore in Dio, ma le mani e i piedi per accorrere e fare del bene, Seguirà il Signore con quel segno per 14 anni, che le resteranno ancora da vivere. 14 anni. Quando andiamo in chiesa, d'ora in avanti, guardiamo i quadri della Via Crucis, sono 14. Anche noi abbiamo la nostra Via Crucis da seguire, con l'esempio di Teresa, seguiamola volentieri con gioia, con fedeltà e con amore, per essere in questo mondo che si è stancato di Dio, essere i suoi testimoni, sereni, umili, gioiosi, credibili. È la cosa più bella che possiamo dare al mondo, dare un po' di Dio, dare un po' di serenità, dare un po' di pace. Quello che ha fatto Teresa, ha potuto fare ben poco, ma quel poco che è riuscita a dare, lo ha dato con tutto il cuore. E noi siamo qui oggi e ci inchiniamo davanti a lei. Quando qui venne Monsignor Lorenzo Belloni di Trieste, terminò la sua omelia dicendo: il Signore ha voluto che il messaggio di Porzus ci fosse dato attraverso l'esempio di una giovane che a 24 anni è entrata in cielo. Ecco, ha voluto che questo messaggio ci fosse consegnato da una ragazza giovane, gioiosa, perché è un messaggio che ringiovanisce la vita, è un messaggio che ci rende più belli, che ci rende più sereni, è un messaggio quanto mai necessario e attuale. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, l'unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, Dio da Dio,